per invertire il trend prima di fine anno. Amici della divisione calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti al Palla Torino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la nona giornata di Serie A femminile, Lazio Audace Verona, con la Lazio che occupa attualmente il nono posto in classifica, quota 7 punti. L'Audace Verona invece il fanalino di coda di questa classifica insieme alla Montesilvano e alla Molfetta, con un solo punto raccolto, ovvero lo scorso 4 ottobre, un giorno prima dell'ultima vittoria della Lazio, quella 2-6 in casa della Molfetta. I convocati per quanto riguarda la squadra biancoceleste: Partene, Jeneba, i due portieri, Conticelli, Siglari, Barca, Masaro, Bettigna, Acosta, Jennif, Ruffini, Brenda Moreira, Riccio e D'Alessandri. Per quanto riguarda invece la compagine di Andrea Rossi, Verdù e Zardini, i due portieri, Puttov, Persiano, Ferrari, Melissa Barban, Natascia Barban, Zandonà, Ficeto, Fasani, Maretti e Tosetto. E anche l'anticipo di questa nona giornata. Tutte le altre chiuderanno l'anno domani alle ore 15. Kick-off CMB alle ore 16, CMB scusate, alle ore 16 Molfetta Roma, alle ore 17:30 Altamura Ocasa Falconara e alle ore 18 Bitonto Montesilvano e Tikitaka Cagliari. Primo pomeriggio c'è stato il giro di campo con le ragazze dell'Under 19 femminile, che ha vinto la scorsa settimana la Supercoppa per 4-3 contro il Cagliari. Le eroine di quel pomeriggio oggi ne sono presenti 4: Partene, Jeneba, Riccio, D'Alessandri e Conticelli 5, scusate, con Irene Pantano che è fuori per infortunio. Lei è stata la vera eroina di quel pomeriggio, tripletta rifilata al Cagliari in un match da cardiopalma dove la Lazio era sotto di 3 reti e poi ha ribaltato tutto e portato a casa il triplete. Arbitreranno l'incontro i signori Andrea Colombo di Modena e Mattia Landi di Prato, mentre invece al crono ci sarà il signor Diego Mitri di Albano Laziale. Ultimi dettagli e poi ci sarà il fischio d'inizio che aprirà questa nona giornata e anche l'ultima del 2025. È iniziata Lazio Audace Verona, primo possesso per le ragazze biancocelesti con Brenda Moreira. Jennif, controllo, va dal suo capitano Barca. Jennif intercetta qui il passaggio Natascia, palla che spiove dalle parti di Jeneba. Brenda Moreira, Barca, Brenda Moreira di prima per Masaro, di testa prova ad indirizzare in porta, palla fuori e battezzata oltre l'ultima linea da Verdù. Si ricomincia da Tosetto che prende la via centrale, la 77, ancora Tosetto, allarga sulla destra, Jennif intercetta il traversone nella numero 21, ovvero Maretti. Primo affondo per l'Audace Verona, oggi in maglia giallo-blu. Maretti forte dentro, Barca non riesce ad evitare il corner per il Verona. Maretti di nuovo forte dentro, brava Barca a neutralizzare e anche a togliere il braccio. Scatena la corsa di Brenda Moreira e calcia alto, primo squillo della Lazio con la numero 13 che ha trovato in questa stagione 4 gol, a meno 3 al capocannoniere della Lazio, ovvero Bettigna Costa. Qui bravissima Barca. Jennif, la risposta di Verdù. Di nuovo uno squillo delle biancocelesti. Il primo corner per la Lazio.
Barca all'indietro, Brenda Moreira. Non si intende con il capitano biancoceleste. Si prende comunque gli applausi di Maurizio Grassi e non di Daniele Chilelli. Squalificato il mister della Lazio. Tosetto, Natascia Barbanna, Maretti alza la traiettoria, Jeneba chiama il pallone a gran voce, Masaro, Jennif, ancora nessun cambio, questo primo minuto di gioco che se n'è andato. Masaro, Jennif, Brenda Moreira, tunnel su Tosetto, si prende anche il calcio di punizione qui Brenda Moreira, grande giocata della numero 13. E anche primo fallo di questo pomeriggio commesso dall'Audace Verona. La Lazio però non calcia direttamente in porta. Barca, Jennif, Masaro usa bene il fisico per liberare il destro della numero 10, palla che però termina fuori. Verdù, Tosetto, attacca Masaro, Tosetto esce, si schianta però addosso a Jennif. Le prime indicazioni di Grassi sono per Barbara Masaro e le seconde invece per Brenda Moreira. Maretti per il destro di Melissa Barbana, il pallone però è uscito, dunque rimessa laterale per la Lazio. La Lazio che dopo il mondiale femminile vinto dal Brasile ha incontrato il Cagliari in trasferta e ha perso 5-2, 5-8 invece ha perso in casa l'Audace Verona nell'ultimo incontro contro l'Altamura. Natascia Barbanna, poi sbaglia qui Tosetto, Masaro, Jennif, Barca, controlla e pensa. Brenda Moreira, Barca, Brenda Moreira di prima per Barbara Masaro, intercetta la 21, poi sbaglia il Verona, Brenda Moreira, deviazione, palo! Deviazione decisiva di Tosetto, la Lazio che guadagna un altro calcio d'angolo. Stavolta però dalla parte destra del campo la andrà a battere Cecilia Barca. All'indietro da Jennif, Barca due volte per favorire Jennif, il pallone però esce. Maretti, di nuovo un errore della Verona, Brenda Moreira, Masaro sul secondo palo, c'era Jennif, la numero 7 ha concluso direttamente in porta, decisiva ancora Verdù. Terzo squillo della Lazio. C'era sola Jennif sul secondo palo, non è stata però servita. Eccola Jennif, può scatenare il mancino, non lo fa però. Ricomincia da Barca, Jennif a duello con l'avversario, non passa Jennif, ottima chiusura di Natascia Barbanna. Poi Verdù in avanti dalle parti di Jeneba. Barca, Brenda Moreira, dall'altra parte c'è Jennif, vista e servita. Cecilia Barca, Brenda Moreira, prova ad alzare il baricentro Tosetto, poi si aiuta anche con le mani. Qui non si poteva tornare da Jeneba e dunque calcio di punizione per l'Audace Verona. Azione iniziata da Jeneba, poi Brenda Moreira è riandata dal suo portiere e non poteva farlo ovviamente. E dunque la Lazio che regala il calcio di punizione all'Audace Verona. Si parlano Maretti con Tosetto, è un po' chi andrà alla conclusione. Masaro e Moreira a coprire il primo palo di Jeneba. Tosetto molto probabilmente toccherà per Maretti, infatti è così, Jeneba ci mette le mani. Altro corner, questa volta però per l'Audace Verona, lo andrà a battere Putov, entrata
da pochi secondi in campo. C'è il taglio di Melissa Barban che poi non indirizza in porta. Clamoroso errore il Verona. Occhio alla Lazio che ribatte il fronte con Masaro, non filtra il pallone per Jennifer, poi sbaglia anche Verdù. Barca sul fondo. Ha voluto chiudere l'azione capitano della Lazio. Yeneba qui coraggiosa con la testa. Jennifer, squadre già spaccate in due. Masaro vorrebbe la conclusione, il pallone che sarà della Lazio. Batterà Barca. Masaro al centro dell'area. Jennifer si defila. Brenda Moreira di prima sbaglia, poi una nuova chance. Barca, Brenda Moreira sul fondo. Di nuovo un errore sotto porta per la Lazio. Ancora Brenda Moreira che sta prendendo sempre di più confidenza con la porta. Se non ricordo male avrà calciato almeno 3 volte dalle parti di Verdù. Putov, ricomincia il Verona con Tosetto. Qui Brenda Moreira prova a rubargli il pallone e riesce. Poi troppo frettolosa qui a lanciare Barca. Rimessa che sarà dell'Audace Verona. Una Barca che prova a telecomandare le sue compagne. Con calma Tosetto va a prendere il pallone fuori che non si trova. Sarà ben nascosto il pallone che ora ritorna in campo. Irregolarità commessa dalla Verona. Il pallone che non era posizionato perfettamente sulla linea. Area di cambi in casa Lazio. Conticelli, Riccio, Betigna Costa e Valentina Siclari che ha trovato il suo primo gol in stagione settimana scorsa a Cagliari. Siclari ora va forte dentro, il pallone rimane lì. Betigna Costa prova a lottare in area di rigore, toglie la minaccia al Verona, soprattutto con Melissa Barban. Ecco la Conticelli, una delle eroine della Supercoppa vinta contro il Cagliari. 1-2 che non va a buon fine però con Siclari. Di tacco straordinaria Tosetto per Melissa Barban. Assist geniale, tocco dolcissimo ad infilare Yeneba. Passa avanti il Verona, è 0-1. Secondo gol in campionato per Melissa Barban. La sbloccata il Verona, il suo pivot Melissa Barban. Tacco geniale di Tosetto. Siclari in avanti, Betigna Costa messa giù, tutto regolare. Pudov poi deve sbrogliare una situazione scomoda. Alla fine si prende la rimessa laterale con Betigna Costa che ha usato il fisico per togliere dal pallone l'avversario. Tosetto, qui sbaglia il Verona. Betigna Costa, lo stop, poi il tiro che prende solo l'esterno della rete. Verdù, Putov, qui sbaglia ancora il Verona. Conticelli, Betigna Costa, spalla alla porta, ritacco per Riccio che calcia ancora fuori la Lazio. Qui poi Verdù, non è il primo richiamo che prende il portiere del Verona. Ficeto tocca in maniera sbagliata il pallone dalle parti di Putov. Siclari, Conticelli, il suo contromovimento, gli viene preferita Betigna Costa che prova a girarsi, fa ancora bene da scudo Tosetto. Sarà dunque rimessa per la Lazio che più volte ha squillato dalle parti di Verdù, non è riuscita però a rompere le marcature. Betigna Costa, stop e calcia, non l'ha toccata Verdù.
Gioco che riprende subito. Maretti, Ficeto non controlla bene, Riccio chiude, ancora Tosetto. Siclari che si accontenta della rimessa laterale. Grassi prova a dare la carica alle ragazze. Conticelli di prima per Betigna Costa, spalla alla porta, vorrebbe girarsi, vorrebbe anche il destro. Siclari chiusa sul più bello. Riparte allora la Lazio con Riccio che si accontenta della rimessa. Prova ad alzare il baricentro la squadra biancoceleste. Riccio, Conticelli alza la traiettoria ancora dalle parti di Betigna Costa, allunga il piede Tosetto, altro out per la Lazio. Batterà Siclari. Betigna Costa sbaglia poi Siclari, voleva accomodare per Conticelli, passaggio impreciso della numero 5. Calciato addosso all'avversario Betigna Costa. Ancora la ricerca del pallone preso ora da Verdù. Ficeto, controllo, la scarica dalle parti di Putov che prova a chiudere l'1-2, ma Siclari capisce le intenzioni, poi sbaglia la misura del passaggio. Metà strada tra Conticelli e Sarariccio. Putov, Ficeto, l'attacca ancora Siclari, la difende bene il pallone Ficeto, poi il suggerimento verso Natasha Barbanna. Non riesce però a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Siclari, Riccio, Conticelli, Riccio, rimessa Lazio. Conticelli dalle parti di Verdù che lascia scappare il pallone e Betigna Costa non fa l'opportunista. Ficeto, Putov, vediamo un po' chi vince il pallone. Natasha Barbanna con la suola, poi l'assist per Putov, leggermente lungo. Si rende comunque pericoloso il Verona quando riparte. Siclari, Barca, Conticelli. Tornerà in campo qualche istante fa il capitano della Lazio, Betigna Costa, con il pallone che gli sbatte addosso. Altra rimessa comoda per il Verona. Se ne sono andati 6 minuti di gioco. Lazio 0, Audace Verona 1. La sbloccata Melissa Barbanna. Barca, Siclari, non look verso Betigna Costa che si gira e calcia, e questa volta fa tutto bene Betigna Costa, è 1-1. L'assist vincente di Siclari, la sportellata di Betigna Costa, spalle alla porta, si è girata alla grandissima il pivot della Lazio e poi con il mancino ad infilare Verdù per l'1-1. Ottavo gol in stagione per la numero 9, sempre più bomber di questa Lazio. Melissa Barbanna, poi Tosetto, parapiglia questa zona del campo vinto dal Verona. Tosetto, Natasha Barbanna, Melissa Barbanna prova a chiudere il triangolo tra sorelle. Negote però Jeneba. Siclari, Barca, palla complicata ma domesticata bene, poi ferma la rincorsa di Melissa Barbanna, un po' in difficoltà qui Barca ma riesce comunque a cavarsela. Jeneba, Conticelli, Siclari, Barca, lascia lì il pallone per Siclari, chiude poi Natasha Barbanna, non riesce però a costruire il Verona. Barca ha un'altra chance per giocare questo pallone, lo sbaglia però Natasha Barbanna intercetta, Conticelli vince il pallone per Barbara Masaro, Barbara Masaro con la punta va fuori. Se l'è scampata ancora una volta qui l'Audace Verona, che ripeto comunque che quando riparte crea minacce dalle parti di Jeneba.
Verdù. Si va da Natascia, prova a controllare con l'attacco, Siclari accompagna fuori. Rimessa Lazio, 12:45 al termine. Barca. C'è Barbara Masaro a far coppia giù in fondo con Tosetto. Gioca corta la Lazio, ecco la chiamata in causa, la numero 7, Jennif addosso a Natascia Barban. Rimessa Lazio. Si ripresenta dalle parti di Verdù. Jennif lascia la battuta Barca che va forte in mezzo, addosso a Ficeto. Si tocca la bocca dello stomaco, ma non chiama i soccorsi. Jennif qui deve fischiare, dice il direttore di gara. Rimessa che passa dunque al Verona. Non c'è time out. Chiamato dal tecnico Andrea Rossi. Allora, quando mancano 12 minuti e 33 secondi al termine del primo tempo, 1-1 tra Lazio e Audace Verona. Ha rotto l'equilibrio Melissa Barban con una palla geniale di Tosetto. Poi l'assist di Valentina Siclari per il mancino fulmineo di Betigna Costa, che ha trovato così il suo 8º gol in stagione. Nel prossimo match, ovviamente il primo del 2026, la Lazio andrà a far visita all'Ocasa Falconara, mentre invece il Verona giocherà in casa contro il Cagliari. Proviamo ad entrare nelle panchine. Sponda Lazio, c'è Grassi che sta parlando soprattutto con Barbara Masaro, che ora sta mimando, come per dire: quando mi trovo in una situazione di 2 contro 1 o una roba del genere. Sponda Verona invece sta disegnando qualche schema il tecnico Andrea Rossi, con Ficeto che osserva attentamente. È arrivato il secondo fischio del direttore di gara. Le squadre tornano in campo. Possesso che sarà del Verona. È uscita Barca, così come Betigna Costa. Verdù che si toglie tra i pali. Rischia Tosetto, ma la gioca avanti per Ficeto. Tiene a distanza di sicurezza Siclari, poi sbaglia il suggerimento per Natascia Barban. Jennif ad amministrare la situazione. Brenda Moreira, Barbara Masaro, spalle alla porta, una confezione al possesso che invece passa alla Verona, che prova a costruire con Melissa Barban, sbaglia poi Jennif, vince il rimpallo ma si trascina il pallone fuori. Rimessa per il Verona. Tosetto regala il pallone a Masaro, che lo vince anche su Melissa Barban. Poi Moreira. Jennif chiama il pallone e poi va via. Siclari, no look per Barbara Masaro dalle parti di Verdù. Pallone vinto dalla Lazio, vinto da Jennif, con Melissa Barban che intanto abbandona il campo a vantaggio di Maretti. Brenda Moreira. Jennif trova un corridoio ma non è vincente. Né Maretti né Barbara Masaro trovano il pallone, con Masaro che ha qualcosa da ridire al direttore di gara. Credo che volesse il tocco della calciatrice giallo-blu. Eccola Maretti a duello con Jennif, prova a chiudere Masaro. Maretti calcia con il destro che termina di poco fuori. Squillato la numero 21 di Andrea Rossi. Jeneba. Ricomincia da lei la Lazio. Poi Siclari, Jennif. Siclari. Masaro vorrebbe il pallone. Siclari l'accontenta. Non ci arriva però Barbara Masaro. Possesso a Verdù. Tosetto alza bene il pallone dalle parti di Ficeto, che poi rallenta la corsa e abbandona così la possibilità di concludere in porta dalle parti di Jeneba.
Siclari. Brenda Moreira. Jennifer alza la parabola, Verdù con i pugni esce male, Brenda Moreira vince il rimpallo, Brenda Moreira, il pallone rimane lì, Barbara Masaro poi non riesce a spostare Maretti. Di testa Siclari, Brenda Moreira, Siclari, 1-2 che non si chiude perché c'è Ficeto ad interrompere la trama della Lazio. Poi Siclari che vorrebbe il pallone, Masaro glielo riconsegna ora. 10:43 al termine. Jennifer, Brenda Moreira. Jennifer di prima, questa volta rasoterra per Masaro, prova a vincere il pallone e ci riesce. Brenda Moreira, Siclari prende la mira ma non calcia, accomoda ancora dalle parti di Jennifer, finta Jennifer forte dentro, una serie di rimpalli, Negode e Putov che allontana la minaccia. Il Verona vediamo se riesce a ripartire, no perché lì c'è Siclari, è un 3 contro 2, Siclari, Barbara Masaro vuole girarsi per fare come Betigna Costa, lei però cicca il pallone, occhio perché siamo già dall'altra parte con Maretti che non confeziona il possesso. Jennifer, Brenda Moreira, Masaro la tiene a distanza di sicurezza Tosetto, le due si allacciano, è tutto regolare. Jennifer, Brenda Moreira difende bene il pallone, non si ricava però lo spazio per concludere, allora il Verona non riparte con Putov. Le indicazioni di Grassi per Betigna Costa che entra ora in campo al posto di Barbara Masaro. 9:45 al termine. Abbiamo scavalcato la boa per questo primo tempo. Sarà possesso Lazio, una zona laterale. Il pallone che sparisce di nuovo oltre il telo con scritto avanti Lazio. Conticelli sistema la sfera sul punto ribattuta, poi la tocca per Jennifer. Conticelli, Betigna Costa prova a tenerla lì, Natascia Barbanna, c'è giro palla Lazio, poi l'imbucata ancora per Betigna Costa, questa volta la numero 26 fa bene la retroguardia, prova a ripartire il Verona ma sbaglia sull'alto pressing di Betigna Costa che però non ne approfitta. Jennifer prima di Maretti, sarà rimessa per la formazione ospite. Intanto ha fatto un altro cambio ed è entrata in campo Persiano. Il mancino di Maretti addosso a Betigna Costa, Brenda Moreira pensa e poi concede il pallone a Jennifer. Conticelli, sovrapposizione della numero 4, Betigna Costa difende ancora bene il pallone, poi lo scarica per Brenda Moreira che va col diagonale fuori. Con le mani Verdù. Un solo fallo questi primi 11 minuti commesso dal Verona ad inizio gara, se vado a memoria. Conticelli alza il braccio, forza a chiamare lo schema, sì perché Brenda Moreira va di prima nelle parti di Betigna Costa. Era buono l'assist di Conticelli, forse un pizzico in avanti. Tosetto con un brivido, poi apre il piattone Persiano, si prende comunque la rimessa laterale sotto la panchina di Grassi. Tosetto, due tocchi, si va ancora da Putov con Conticelli che strattona la numero 77, fallo per il Verona, il primo commesso dalla Lazio. Quando mancano 8:33 al termine del primo tempo, 1-1 qui alla Pala Torrino. Vediamo chi batterà. Putov è sul punto di battuta, con Tosetto che rimane dentro il cerchio di centrocampo. Ora va a prendere la zona laterale, fischia l'arbitro. Putov va col mancino in porta, Ieneba non si fa sorprendere. Conticelli, Brenda Moreira, ricomincia la Lazio. Conticelli, pronta a rientrare in campo Barca intanto.
con Jennif che fa carambolare addosso a Tosetto il pallone. Jennif, Conticelli sbaglia, occhio perché può ripartire Persiano, si schianta addosso a Conticelli, è un 3 contro 2, Conticelli alla manovra, Betigna Costa, Conticelli lo stop e calcia, pallone non arriva in porta perché c'era Tosetto a vestire i panni di Verdù. Jeneba ora prova ad alzare, anzi a rialzare il baricentro alla Lazio con Jennif al comando. Conticelli, Brenda Moreira, Conticelli, Betigna Costa che vorrebbe il pallone, ecco la servita la numero 9, non riesce a confezionarlo, ma in qualche modo la sfera giunge sui piedi di Brenda Moreira. Ricomincia però la Lazio con Jennif. Conticelli, la tiene a bada Persiano, poi Jennif alza la traiettoria da Betigna Costa, questa volta non riesce ad ammortizzare il pallone. Persiano, 2 tocchi, si torna dal suo capitano Putov che sbaglia, qui Betigna Costa ha strappato il pallone ma non è riuscita a servire la sua compagna. Qui Verdù, attenzione perché vince il rimpallo. Verdù stava per fare un gol incredibile. Rischiosa la manovra del numero 1 di Andrea Rossi, anche abbastanza fortunata possiamo dire. Ha vinto 2 rimpalli, l'ultimo però l'ha portata davanti a Jeneba, non è però riuscita a batterla. Maretti addosso a Jennif, Putov vince il pallone, ancora addosso alla numero 10 della Lazio. Esce Brenda Moreira, torna sul rettangolo di gioco Valentina Siclari, esce anche Betigna Costa a vantaggio di Barbara Masaro. E Maretti che andrà a battere la rimessa. Putov, Maretti sbaglia qui il Verona, Masaro, calcia Masaro, largo. Ricomincia il Verona da Melissa Barban che non si intende con Maretti, allora con calma ora la Lazio. Una zona laterale. Jennif, Siclari, Jennif di prima, si schianta ancora addosso al muro veronese, poi Siclari, passa, Siclari, Verdù! Cosa ha preso Verdù? Il tiro di Siclari era bello secco, indirizzato sull'angolo lontano, vola al portiere di Rossi. Poi si rialza con un po' di fatica. Dovrebbe essersi ripresa. Corner per la Lazio. Barca, Siclari, Barca ancora addosso a Melissa Barban. Siclari, Masaro, Suola, vorrebbe il destro, non glielo concede Tosetto, poi Putov, sbaglia qui il Verona, Siclari ne può approfittare, Siclari mette dentro, Barbara Masaro spalla alla porta, calcia fuori, non c'è stato il tocco di Verdù. Putov, Maretti, Tosetto alle prese con Siclari, prova il tunnel alla 77, poi si allacciano le due con Siclari che porta a casa il secondo fallo subito dalla Lazio. Siclari, Barca, Riccio, duello con Maretti, prende la corsia centrale, poi si accomoda da Barca. Siclari, seconda per Riccio che addirittura vorrebbe andare alla conclusione, un po' di disordine, Barca mette ordine, va alla conclusione, fuori. Altro squillo della Lazio. Verdù va profonda alle parti di Maretti, ottimo l'aggancio, Maretti! Torna avanti il Verona con la numero 21 Maretti, stop delizioso, la bomba sotto la traversa, vale il nuovo vantaggio per la squadra di Andrea Rossi, è 1-2. L'assist è di Verdù. Direttamente il portiere ha costruito il Verona. Ha segnato con due splendide giocate la squadra di Andrea Rossi. Il tacco di Tosetto
per liberare la conclusione vincente di Melissa Barban e poi lo stop delizioso di Maretti. Eccola la 21, questa volta sbaglia però. Pallone che spiove dalle parti di Jeneba. 5:35 al termine. Siclari, Barca. Prova a chiudere gli spazi il Verona. Siclari, Masaro non riesce a tenere il pallone a galla. Allora Natasha Barban, Maretti, Ferrari, qui passa il Verona con Melissa Barban, mette dentro ma il pallone è uscito. C'è stato il gol di Natasha Barban, ma tutto fermo. Rimessa laterale per la Lazio. Riccio, Siclari, un'altra chance la numero 5, non riesce però a sfruttarla. Rimessa dunque per il Verona. 5:07 al termine, Lazio 1, Audace Verona 2. Ricordiamo le marcatrici: Betigna Costa per i biancocelesti, Melissa Barban e Maretti invece per il Verona. Eccole le due che stanno confezionando la vittoria del Verona. Provano a combinare e a allargare dalle parti di Natasha Barban, il pallone però è uscito. Riccio, Masaro non riesce a servire Siclari, che ha tardato un pochino la corsa. Maretti, Verdù, stop e regala il pallone a Siclari, che ha una prateria davanti a sé. Riccio prova a rientrare, preziosissima Natasha Barban a chiudere. Out a favore delle ragazze di Grassi. Siclari, forte dentro, l'opposizione di Maretti, vale un altro giro nella zona laterale, questa volta la parte opposta per la Lazio, con Barca che andrà a battere o Siclari. Vediamo un po' chi andrà. Barca, si defila Masaro che non conclude. Occhio alla ripartenza del Verona. Fermata qui Jeneba, rischia il destro di Maretti che termina alto. Un brivido lungo la schiena per le ragazze di Maurizio Grassi. Verona si è divorato la chance per calare il Trissa. Siclari, Barca nella via centrale del campo, poi Siclari, il pallone che gli rimane sotto. Conquista comunque la rimessa laterale. Siclari, tocca per Barca. Siclari di prima per Betigna Costa, che non ci arriva. 4:21 al termine di questo anticipo della nona giornata e anche l'ultima del 2025. Tutte le altre scenderanno in campo domani. Melissa Barban che litiga con il pallone, poi è costretta a metterlo fuori a vantaggio della Lazio, che ora prova a ricatapultarsi nella zona offensiva. Siclari e Barca lì in quella zona. Barca, Siclari in avanti per Betigna Costa. Verdù la chiama e la fa sua, poi prova a mettere in moto Natasha Barban. Jeneba con molto coraggio far volare il pallone dalla parte opposta. Maretti addosso a Riccio, ancora Maretti, il pallone non esce, ne gode Barca che poi è costretta a buttare il pallone fuori, non dialoga con Jeneba e ne gode allora il Verona da quella parte di campo con Natasha Barban. Cross dentro, Jeneba la tocca, occhio perché la Lazio può trasformare l'azione in offensiva. Betigna Costa, Riccio lo stop e poi con il mancino addosso a Natasha Barban. C'è comunque calcio d'angolo per la Lazio quando mancano 3 minuti e 48 al termine, ovviamente, del primo tempo. Batterà Barca. Movimento di Betigna Costa. Barca però ricomincia da Siclari che sbaglia poi a riconsegnare il pallone al proprio capitano.
1-2 per il Verona, così come i falli commessi. 2 dal Verona, 1 dalla Lazio. Natasha Barban litiga anche con il direttore di gara. Negote Bettini Costa, tunnel, poi Maretti ne esce indenne da quella situazione. Poi allarga dall'altra parte, vediamo un po' di che è stato l'ultimo tocco della numero 77 Tosetto. Il Verona invece che voleva la rimessa a suo favore. Riparte la Lazio, Barca, Siclari, Jennif impaziente di ritornare in campo. Qui erroraccio di Siclari, non si intende con Barca, abbandona il campo sia Siclari che Riccio. Rientrano invece Brenda Moreira e Jennif. Si è perso il secondo pallone intanto. Maretti, vedete come Verdù ogni volta da quella posizione, in quell'occasione, scusate, si allarga sull'altra parte, sulla parte opposta rispetto a dove si batte l'out. Tanto qui Barca prova a tirare addosso il pallone a Natasha Barban, che ora esce al posto di Ficeto. Qui la panchina della Lazio ha qualcosa da ridire al direttore di gara Andrea Colombo. Arriva un giallo per un dirigente biancoceleste. 3 minuti e 10 al termine. Il gioco ancora che non viene ripreso. Riprenderà comunque con il calcio di punizione per la Lazio. Terzo fallo commesso dal Verona. Brenda Moreira, Jennif di prima per Bettini Costa che mette giù bene, poi fa la sponda per Barca. Barca palleggia ma non va alla conclusione. Occhio perché può ripartire il Verona. Ficeto con calma e saggiamente prova a mettere in moto Ferraro ma non ci riesce. Poi Bettini Costa, Jennif, Brenda Moreira alle prese con Ficeto. Jennif, Moreira alza la traiettoria, irraggiungibile per Bettini Costa. E palla a Verdù. Putov, Tosetto nella terra di nessuno, anzi nella terra di Jeneba, che prova a rimettere in moto le sue compagne. Jennif, Brenda Moreira e Barca. Solita azione della Lazio col pallone che ora tocca al soffitto. E allora sarà possesso Verona. 2 minuti e 22 al termine del primo tempo. Lazio 1, Audace Verona 2. Maretti, Ficeto, gioca di sponda. E vedete come Verdù va a prendere il pallone fuori dai pali. Rischia qui però Verdù. Possesso è sempre veronese con Putov che ha un'altra chance per concludere. Questa volta va col destro abbondantemente fuori. Jeneba, Jennif, Brenda Moreira in avanti per Bettini Costa, chiude Maretti, prova a ricostruire il Verona. Gran palla per Ficeto. Brenda Moreira però scippa il pallone dai piedi della numero 14. Bettini Costa danza sulla sfera, chiude Maretti. Poi Bettini Costa che chiama l'attenzione dell'arbitro per allacciarsi scarpini. 1:49 al termine di questo primo tempo. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Lazio. Jennif, il punto di battuta. L'arbitro ha fischiato, ma Bettini Costa comunque non si era rialzata. E qui si scatenano con le polemiche le calciatrici della Lazio. Ricostruiamo un po' cosa è successo. L'arbitro ha detto di aspettare per battere la rimessa perché Bettini Costa si stava allacciando gli scarpini. Bettini Costa però non aveva finito. L'arbitro invece ha fischiato, ha iniziato a contare. Poi la Lazio non è riuscita a battere la rimessa. Rimessa che poi è passata alla Verona, che con molta sportività ha riconsegnato il pallone alle biancocelesti. Jennif, Barca addosso a Ficeto, pallone non è uscito
Lo vince Jennif, vince anche da rimessa. Barca 1:35 al termine, qui Barca sbaglia. Il suggerimento verso Brenda Moreira. Rimessa per il Verona. Regna il silenzio qui alla Palla Torino. Putov alza la traiettoria, comoda per Brenda Moreira. Barca, stop e poi non c'è stato il tocco di Ficeto. Rimessa allora per il Verona. Tosetto. Putov in avanti per Ficeto. La palla in questi ultimi minuti fatica a rimanere in campo. Tornata in campo invece Siclari al posto di Jennif. Brenda Moreira, non gli riesce il tunnel su Putov. Poi Siclari. Barca suola e si torna ancora alla Siclari che sbaglia. Tosetto ne approfitta, se ne va ancora Tosetto con una magia. Tosetto Jeneba prova a scaturire la corsa di Betigna Costa. Aspetta il rimorchio di Barca, ecco la servita al numero 6, poi Brenda Moreira di forza il pallone che lo vince Ficeto che lo scaraventa fuori. Poi si tocca anche la bocca dello stomaco al numero 14. Ha subito un colpo al costato, non alla bocca dello stomaco. Rimessa comunque per la Lazio. È iniziato l'ultimo minuto di questo primo tempo. Putov. Bella palla in avanti per Tosetto che non riesce a mettere in mezzo per Natascia Barbanna. Allora forse la Lazio ha l'opportunità di costruirsi l'ultima chance di questo primo tempo. Mancano 36 secondi. Betigna Costa lotta contro due avversarie, non riesce a sgusciare via. Palla comoda allora per Verdù. Natascia Barbanna sbaglia qui a costruire il Verona. Barca. Brenda Moreira di prima non trova Betigna Costa. Chiude Maretti. Brenda Moreira, ultima chance per la Lazio. Siclari per Betigna Costa. Verdù l'ha presa. Regala l'ultimo corner di questo primo tempo alla Lazio. Verdù ha fatto una parata enorme, enorme su Betigna Costa. Barca all'indietro per Brenda Moreira, apre il piattone, per sua fortuna però il destro sbatte addosso a Tosetto. Allora la Lazio che rimane in avanti. Forse questa volta sarà veramente l'ultima chance del primo tempo per la Lazio. Siclari per Barca, ci arriva di testa, poi non riesce a rimettere dentro il pallone. Suona la sirena, finisce qui il primo tempo. Lazio 1, Audace Verona 2. Ai sigilli Betigna Costa per la Lazio, Maretti e Melissa Barbanna per la squadra di Andrea Rossi. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora e poi di nuovo qui per Lazio Audace Verona.
Ben ritrovati dal Palatorrino, amici della divisione calcio a 5. Sta per riprendere Lazio Audace Verona con la squadra di Andrea Rossi in vantaggio per 2-1. Cambio in porta per la Lazio, fuori Jeneba, dentro Partene. Questa è la novità di questo secondo tempo. Ha rotto l'equilibrio Melissa Barban, poi ha pareggiato Betigna Costa e Maretti invece ha portato di nuovo la sua squadra avanti. Come in occasione del primo tempo c'è ancora qualche secondo, qualche dettaglio soprattutto da sistemare, con Putov che è al colloquio con il direttore di gara 2. Si sta scaldando Claudia Ruffini. Non l'abbiamo vista nel primo tempo. Qui l'arbitro Colombo, dopo aver parlato con Mister Rossi, ora sta parlando anche con Mister Grassi. E ora il tecnico della Lazio sta parlando proprio con Claudia Ruffini. È iniziato il secondo tempo di Lazio Audace Verona. Il possesso per le giallo-blu di Rossi. Rimessa per il Verona, conquistata da Natascia Barban. Tocca per Maretti, che non va alla conclusione perché Brenda Moreira gliela nega. Poi Barca qui si addormenta. Prova all'usufruire del possesso Melissa Barban. Vince anche il pallone e vince anche ovviamente la rimessa laterale, come potete ben vedere. Sul punto di battuta la numero 9 con Maretti che chiede la distanza. Tocca per la 21, Partene. Prova a mettere in moto Betigna Costa. Ne ha due attaccate. Betigna Costa sguscia bene fuori Barca. Brenda Moreira non si chiude l'1-2. C'è la chiusura di Melissa Barban. Poi Brenda Moreira costretta negli straordinari. Dalle parti di Parten, qui tocca il pallone due volte, ma è buono per Betigna Costa che vorrebbe girarsi e calcia. Fuori. La Lazio che torna a squillare sempre con il suo pivot Betigna Costa. Verdù, Melissa Barban sbaglia, Barca ne approfitta con la punta. Un passaggio barra tiro del capitano della Lazio. Fatto sta che il possesso è del Verona solo per un attimo, però, perché sbaglia Putov. La Lazio ora prova a ringhiare dalle parti di Verdù. Barca, Siclari, verticale verso Betigna Costa, protegge il pallone, poi lo scarico ancora verso Siclari. Brenda Moreira, tunnel su Natascia Barban, va alla conclusione, Verdù, il pallone rimane lì, Betigna Costa, ancora Verdù con i piedi due volte. Rimessa Lazio, Siclari. Fuori per Betigna Costa, lo stop, poi sbaglia Maretti, Siclari, rimessa ancora per la Lazio. Non riesce a trovare strade vincenti la Lazio da dopo il gol di Betigna Costa. Brenda Moreira, Barca però andare via sulla zona mancina, poi mette dentro, il pallone rimane lì e Putov un po' in difficoltà ma comunque efficace nel togliere il pallone dai piedi di Betigna Costa. Barca, Siclari, Betigna Costa prova a allungare la gamba ma neutralizza il Verona. Poi Brenda Moreira, Verdù. Corner per la Lazio, anzi no, scusate, rimessa laterale. No, avevo visto bene io, era corner. Brenda Moreira, Barca di prima addosso a Melissa Barban. La Lazio che comunque rimane lì.
Brenda Moreira regala il pallone a Melissa Barban. Occhio al contropiede della Verona, fermato da un enorme Cecilia Barca. Ancora rimessa per la Lazio. Brenda Moreira, Barca, Siclari prova a chiudere Putov. Brenda Moreira ce l'ha sul destro, poi ci ripensa, si torna dalle parti di Siclari. Betigna Costa prova a girarsi, mette il pallone in mezzo, chiude poi Melissa Barban, poi Barca che non può rischiare, Putov, irregolarità, vediamo a favore di chi? Della Lazio. Ha alzato troppo la gamba Melissa Barban su Cecilia Barca. La gamba l'hanno alzata tutti e due, però la numero 9 leggermente di più. Siclari sul punto di battuta con Verdù che sistema Putov in barriera. Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Siclari assiste sulla destra Brenda Moreira che passa, Moreira dentro! E Betigna Costa infila in porta la sua doppietta personale, è 2-2. 9 gol in campionato per Betigna Costa, lo stesso numero che ha sulla schiena il pivot della Lazio. Rimette di nuovo tutto in equilibrio. Tutto da rifare invece per il Verona. Dopo essere andato avanti il Verona per ben 2 volte, si è fatto pareggiare in entrambe le occasioni. Qui Betigna Costa protegge, provano ad andare via, chiude poi Maretti. La Lazio che è tornata in campo con molta più determinazione. E dopo 2 minuti ha firmato il nuovo pareggio Brenda Moreira contro Tosetto. Non passa Brenda Moreira, poi per un pelo riesce a giocarla all'indietro da Siclari. Betigna Costa, Siclari, Brenda Moreira. Tosetto prova ad uscire fuori, si rinnova il duello tra due con Brenda Moreira che scavalca la linea di centrocampo e poi sbaglia. L'assist per Valentina Siclari. Melissa Barban con la punta per Tosetto che non riesce a trovare il pallone. Partene Brenda Moreira, Barca, Siclari, Betigna Costa ancora di nuovo spalle alla porta, chiude Tosetto, poi Verdù senza pensare, di puro istinto butta il pallone fuori. Scelta vincente alla fine in quella circostanza. Betigna Costa sente Maretti, l'assist per Siclari, Verdù fortunata poi anche a togliere il pallone dai piedi di Barca che era completamente sola a 1 metro dalla porta. È rimessa in non corner, dice l'arbitro. Barca lascia la battuta a Siclari per Barca, stop e calcia. Provvidenziale la scivolata di Tosetto. Allora altro out per la Lazio, questa volta però sarà corner. Siclari fuori per Brenda Moreira, alto. Ha optato per la conclusione dalla lunga distanza la Lazio questa circostanza. Poi Verdù con le mani, Siclari chiude, Betigna Costa un 2 contro 2, anzi 3 contro 2 perché c'è dall'altra parte Siclari, il pallone per Brenda Moreira, ancora Tosetto a mettere l'ennesima toppa lì dietro. Prima su Barca, ora su Brenda Moreira. E la Lazio che avrà un'altra chance da calcio d'angolo. Barca si butta dentro Brenda Moreira. Siclari ancora alto. Il tiro della Lazio. Ci ha provato prima Brenda Moreira, sempre dalla stessa situazione. Ora Siclari e l'esito però è stato uguale. Si scalda intanto Zardini per il Verona. Porta comunque, ci resta Verdù. Ferrari si gira e non trova Melissa Barban.
Verona non si è mai affacciato dalle parti di Partene questo secondo tempo. Qui sbaglia il tacco Siclari, ma sbaglia anche Moretti. Siclari, Brenda Moreira, in avanti Melissa Barbanna, poi Ferrari non trova ancora la numero 9 e sarà dunque rimessa Lazio. Barca, Betigna Costa non vince il duello, poi Melissa Barbanna è costretta a togliere la minaccia in zona laterale. Siamo alle solite in questo secondo tempo, la Lazio che attacca, il Verona che si chiude. Non riesce neanche più a ripartire la squadra di Rossi. Qui intanto Betigna Costa strozza la conclusione, il pallone rimane lì, Brenda Moreira sull'assist di Siclari, ancora Betigna Costa, stop e col mancino addosso a Tosetto, il pallone lo vince il Verona, vediamo se riuscirà a comandare bene il contropiede con Maretti che si scanta addosso a Siclari. Nel primo tempo il Verona era riuscito a segnare in entrambe le occasioni avute nei primi 20, stavolta non gli è andata bene alla squadra di Andrea Rossi. Maretti, Melissa Barbanna, calcia sul petto di Siclari e non sul braccio, poi Betigna Costa allunga la traiettoria alle parti di Brenda Moreira, che aggancia male. Sarà rimessa Verona, 4:15 che se ne sono andati. Maretti alza la parabola, lo scontro tra Melissa Barbanna e Barca, lo vince la seconda. Brenda Moreira si crea lo spazio per concludere, fuori. Il Verdù che poi richiama a gran voce le sue compagne. Maretti, stop e col mancino va solo dalle parti di Barca. Siclari addosso a Tosetto, un'altra opportunità la numero 5, Brenda Moreira in avanti per Ruffini, appena entrato in campo Ruffini prova a girarsi, Maretti la tiene a distanza. Verdù, Persiano, qui il pallone passa per Maretti, Partene accomoda fuori, non sa neanche pensarci, toglie la minaccia. La minaccia si chiama Maretti che ha già colpito Ieneba e non Partene nel primo tempo. Eccola Maretti, cross forte dentro, non si fionda nessuna però. Partene, Brenda Moreira, Barca, Brenda Moreira chiude ancora il Verona. Natascia Barbanna, Siclari si intromette ma passa il Verona, gran palla di Tosetto, chiude poi la Lazio. Maretti in avanti per Natascia Barbanna, prova a lottare con Ruffini, poi Maretti da posizione molto molto lontana calcia fuori. Barca con calma, ora la Lazio. Barbara Masaro, di tacco per Barca, si schianta addosso a Tosetto, rimessa laterale per i padroni di casa. Barca, Masaro, Brenda Moreira, sbaglia qui la Lazio, Persiano a tu per tu, Persiano, Partene e occhio perché siamo già dall'altra parte. Brenda Moreira ha una prateria davanti a sé, accomoda per Ruffini, torna poi in zona difensiva Natascia Barbanna e Masaro che si accontenta della rimessa laterale. Brenda Moreira non trova spazio ora la Lazio, 14 al termine, 2-2. Barbara Masaro, Ruffini tiene il pallone a galla, poi si porta a casa la rimessa. Non ci abbassiamo, dice il tecnico Andrea Rossi alle sue ragazze. Barca,
mette il pallone a terra, si butta dentro Masaro, il pallone fuori per Brenda Moreira, poi Ruffini, fuori. Verdù che vorrebbe ripartire subito, e poi accomoda lì una palla complicata a Persiano e Barca poi che chiude fuori. Maretti alza la traiettoria, vinta da Barca. Ancora Barca in avanti, chiude Tosetto con Masaro che non ci arriva. La rimessa questa volta sarà per il Verona. Persiano, Natascia Barbanna, prova a alzare il pressing Masaro. Maretti, Persiano ancora di nuovo e un altro errore. Barca non vince il duello, vinto in un primo momento da Natascia Barbanna. La rimessa però sarà per il Verona, che la rigioca all'indietro. Maretti, altra rimessa per il Verona. Maretti, Barca in anticipo, poi Claudia Ruffini, Barbara Masaro, c'è sul secondo palo Brenda Moreira che ha provato ad andare dritto per dritto, il pallone però era troppo potente quello di Barbara Masaro, palla che spiove fuori. Verdù, Masaro vince di nuovo il pallone, Brenda Moreira va via, Moreira ancora mette dentro, non c'è nessuna sul secondo palo, con Brenda che gli dice sia a Masaro che a Ruffini attaccate quel palo lì. Time out chiamato dal tecnico Andrea Rossi quando mancano 13 minuti spaccati, 2-2 tra Lazio e Audace Verona. La doppietta di Betigna Costa a livellare di nuovo il vantaggio, il primo vantaggio di Melissa Barbanna e il secondo di Maretti. Ricordiamo che è l'anticipo della 9ª giornata di Serie A femminile. Tutte le altre scenderanno in campo domani alle ore 18, chiuderanno l'anno Bitonto Montesilvano e Tiki-Taka Cagliari. La Lazio che attualmente occupa il nono posto a -3 dal Cagliari ottavo, ultimo invece il Verona insieme alla Molfetta e al Montesilvano a quota 1 punto. Grassi sta parlando con tutte ovviamente, ma specialmente con Ruffini e Siclari. Rossi invece in ginocchio a parlare con Maretti e ora guarda anche un po' dall'altra parte, ce l'ha comunque soprattutto con Maretti, una delle migliori in campo quest'oggi, la numero 21. È arrivato il secondo fischio, le squadre si ridisegnano in campo. L'out è a favore del Verona con Maretti. Vediamo se seguirà i consigli del suo mister. Tosetto, Jennif la chiude, la rimessa però è sempre delle ragazze in giallo-blu. Maretti, raso terra per Natascia Barbanna, poi Tosetto prova a chiudere l'1-2, Natascia Barbanna allunga il destro, prende il pallone ma non riesce ad indirizzarlo in porta. Maretti che dice alle sue compagne centro, chiudete il centro. Brenda Moreira qui sbaglia la Betigna Costa. Verdù, oltre 4 secondi, ingenuità del portiere del Verona, occhio alla chance ghiottissima per la Lazio. Il pallone se lo prende Brenda Moreira, lo posiziona sul punto di battuta. Sul pallone c'è Jennif, Siclari e la numero 13. Si allontana Jennif, sarà Brenda Moreira a toccare per Siclari. Secondo me non va diretta in porta.
Anzi, sì, ora, per forza. Che sono tutte addosso a Verdù. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva. Ora Brenda per Siclari. Verdù che ha lanciato Tosetto. Jennif la rimette dentro. Palla fortissima che termina fuori. Una rimessa per il Verona. Non credo che l'abbia presa Verdù, ma Verdù ha preso Tosetto e l'ha lanciata addosso al pallone. Siclari in mezzo a due, passa, poi tocca il pallone quanto basta per Brenda Moreira che mette dentro, ma c'è l'autogol del Verona. Passa avanti la Lazio a 12:17 dal termine. L'autogol è di Natasha Barban. Per la prima volta questo pomeriggio passa avanti la Lazio con il Verona che ha anche commesso un fallo nella circostanza di prima. Grande lavoro di Brenda Moreira. Non ha fatto gol, però diciamo quella che ha fatto l'assist dell'autogol. Pallone è uscito di nuovo. La Lazio che torna avanti, anzi che passa avanti, che non c'era mai stata in questo pomeriggio. Siclari, Betigna Costa protegge bene il pallone, lo scarica per Jennif. Palla imprecisa della 9. Maretti trova un gran corridoio per Melissa Barban. In scivolata chiude Siclari. Poi Maretti ancora addosso una calciatrice della Lazio. Melissa Barban si scalda da Alessandri per la Lazio. Qui di nuovo il sonoro contrasto tra Maretti e Brenda Moreira, con Melissa Barban di nuovo a battere. Maretti, Persiano all'indietro da Verdù. Lo stop non è dei migliori. Betigna Costa gli scippa il pallone e poi di testa manda fuori. Aveva tutto il tempo per mettere giù e concludere a porta vuota. Sbaglia Betigna Costa. Tosetto tira una cannonata a Maretti. Pallone che esce fuori. Siclari a rimettere il pallone in gioco. Barca. Jennif indossa 2 maglie giallo-blu, neanche a una. Barca, ancora Jennif. Siclari trova un corridoio per Betigna Costa, chiude Maretti in zona laterale con Andrea Rossi che da uno sguardo al cronometro pensa, si gira dalle parti della sua panchina. Chissà cosa starà tramando il tecnico del Verona. Tanto il possesso è per le biancocelesti con Barca. Lascia la battuta Jennif, va forte in mezzo, toglie la minaccia qui Maretti. Poi Partene. Barca. Jennif. Siclari, 2 tocchi e si va da Betigna Costa. Prova l'assist per Barca, non la conclusione come è il suo solito fare. Altro giro da corner per la Lazio. No, è rimessa laterale, scusate. Sul punto di battuta c'è comunque Barca. Poi Siclari con una traiettoria bassa, una seconda chance. Maretti para anche questa con i piedi. Poi prova ad uscire il Verona ma non ci riesce. Jennif 3 contro 3. Betigna Costa arriva in ritardo su Maretti. Poi riprende il pallone Betigna Costa. Verdù, il pallone rimane lì. Jennif con Verdù che va a terra. Non so cosa abbia deciso l'arbitro. Ha indicato però forse rimessa dal fondo. Tanto Verdù è ancora a terra. Mancano 10 minuti e 48 secondi al termine. Eh sì, la rimessa infatti sarà per Verdù. Tosetto
Qui Maretti si schianta addosso a Genif, Barca allunga il piede e vince il pallone. Siclari, Genif, rasoterra, sbaglia. Una serie di errori, alla fine prova a mettere un po' d'ordine Betigna Costa. Barca, 2 tocchi, il terzo è lo scarico verso Genif. Betigna Costa chiama il pallone, poi lo gira dentro l'area, nessuna però ha seguito l'azione. E dunque palla che si spegne in zona laterale. Melissa Barban con la suola per Maretti, e se vado a memoria non è mai uscita in questo secondo tempo, nonché a mio parere è anche la migliore per quanto riguarda il Verona questo pomeriggio, non solo per il gol messo a segno, ma anche perché più di qualche volta ha vestito i panni di Verdù. Qui sbaglia però la numero 21. Rimessa sarà dunque per la Lazio. 10-10 al termine. Fuori Siclari, dentro Brenda Moreira. Genif, Barca, tunnel di Brenda Moreira, poi l'assistenza per Ruffini, il pallone che non è entrato, il pallone non è entrato e Verdù che scaraventa fuori dalla parte opposta alla sfera. Ruffini voleva il gol, qui sinceramente non abbiamo visto. Barca poi allontana, dobbiamo attendere gli highlights di domani per capire se il pallone fosse entrato oppure no. Qui Genif intanto lo vince, c'è il fallo di Tosetto, secondo fallo commesso dal Verona, punizione per la Lazio. Barca che poi chiama la distanza su Putov. Capitan Barca sul punto di battuta. Brenda Moreira contro Tosetto, vuole l'out di destra, chiude questa volta la 77. Parte lontanissima Barca, poi vuole prendere il pallone fuori dall'area, il suggerimento però era per Ruffini, chiude Melissa Barban. Corner per la Lazio. Genif lascia la battuta a Ruffini, non c'è nessuna dentro però. Ruffini calcia, chiede una deviazione Genif che però non c'è stata. Maretti in avanti per Melissa Barban, arpiona bene il pallone, prova ad andare via la numero 9 Ruffini, l'ultimo tocco è della 9 della Verona. Barca, Genif, Brenda Moreira, in duello con Maretti, si è spostata dall'altro lato Brenda Moreira, la destra ora è occupata da Barca che non va via Melissa Barban, ma prende comunque la rimessa laterale. Ruffini partirà fuori, Brenda Moreira va a attaccare la porta. Barca, si slaccia Brenda Moreira, il pallone è per lei, ma Maretti si veste ancora da Verdù. Poi Melissa Barban, Putov, Melissa Barban prova a sgusciare via, ora contro Ruffini, si trascina però il pallone fuori. La rimessa dunque sarà per le biancocelesti. Batterà Genif. Barca, Verdù chiama centro per occupare gli spazi centrali alla Lazio. Genif, Ruffini arpiona bene il pallone, poi va alla conclusione con il suo piede debole, trova comunque l'opposizione di Maretti. Rimessa per la Lazio. Sta per togliere il fratino Ferrari per quanto riguarda ovviamente il Verona. Barca, Ruffini ce l'ha sul mancino, calcia, deviazione,
Corner, dovrebbe essere corner. L'ha toccata, credo, Tosetto. Barca a battere l'ennesimo calcio d'angolo. Poi Jennif calcia male. Addirittura in zona laterale per il Verona. Putov si avvicina a Tosetto. Lo scambio tra la numero 3 e la numero 77. Poi qui Ruffini interrompe, poi commette fallo su Verdù. Gli va a chiedere scusa. Ha intruppato sul portiere avversario la numero 11. Qui Barca commette fallo su Ferrari. Primo fallo commesso dalla Lazio. Tanto entra da Alessandri per la prima volta questo pomeriggio al posto di Jennif. Sarà punizione Lazio. Conta i passi il direttore di gara. Ma Brenda Moreira già si trovava lì. Tosetto, Putov, Maretti contro D'Alessandri. Provano ad andare via, Maretti ancora. Maretti resiste, Partene chiude benissimo il primo palo. Concede il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo alla Verona. Andrà a battere Putov. Forte in aria, chiude Barca. Seconda chance, questa volta in zona laterale per il Verona. Partene chiude, poi là destro. Pallone che rimane lì e di tacco segna il Verona, segna Tosetto, è 3-3. Dopo l'assist splendido nel primo gol, quello segnato da Melissa Barban, Tosetto questa volta di tacco fa gol, fa 3-3, allora tutto da rifare per la Lazio. Brenda Moreira, siamo subito dall'altra parte, il suo siluro termina alto. Al primo affondo di questo secondo tempo il Verona mette la firma. Tosetto addosso a Ruffini, vince il pallone Barca, D'Alessandri, lo stop, uno sguardo in avanti, torna all'indietro la Barca, poi Ruffini con Tosetto che va a terra. Ruffini, D'Alessandri alle prese con Maretti, poi Barca, D'Alessandri, Brenda Moreira, il pallone termina fuori. Riprova a sgusciare via ancora Tosetto, Partene e poi Brenda Moreira che toglie la minaccia. Il possesso è sempre della 77 solo in un primo momento, è un 2 contro 1. Brenda Moreira prende il largo, Moreira sotto le gambe di Verdù, il pallone non entra. È successo qualcosa di incredibile su questa azione. Verdù in qualche modo ha parato. Il Verona invece si è salvato, ma la rimessa sarà ancora una volta della Lazio. Pronta ad entrare Bettigna Costa e Siclari. Barca per Ruffini. Indovinate un po' chi la prende? Maretti di nuovo. Sempre posizionata benissimo la numero 21, come se sapesse già l'indirizzo del pallone. Barca, Ruffini, stop e carica la conclusione sul petto di Ferrari. La Lazio che torna prepotentemente in zona offensiva. D'Alessandri, pallone non era posizionato correttamente, allora irregolarità commessa dalla Lazio. Tosetto che intanto ha messo dentro il suo secondo centro stagionale. Qui Maretti spara alle stelle dopo il suggerimento del suo capitano Putov. 3 cambi in casa Lazio. Dentro Bettigna Costa, Siclari e Sara Conticelli. Fuori Ruffini, D'Alessandri e Barca. Siclari va in avanti per Bettigna Costa, prova a girarsi e calcia. Fuori di nuovo, tentato
lo squillo Petigna Costa. Putov gestisce male il pallone il Verona. Brenda Moreira ha toccato Putov, ma il pallone è uscito fuori. La Lazio che comunque rimane in pressione. Putov scaraventa il pallone fuori. Ora abbiamo assistito a ultimi secondi non di grande futsal. Errori da una parte, errori dall'altra. Partene, Siclari, Conticelli, scusate. Ora Siclari messa un po' in difficoltà la numero 5. A terra lei, a terra anche Putov. Si gioca Ferrari, Brenda Moreira vince il pallone. Poi Putov costretta agli straordinari con Verdù che di punta. Alla fine manda in porta Maretti. Siclari in estirada mette il pallone fuori. Poi Tosetto, Ferrari costretta a concedere poi il pallone a Brenda Moreira. Situazioni di 2 contro 2. Petigna Costa, tunnel. Petigna Costa vince il rimpallo e mette in porta la sua tripletta. È il pomeriggio di Petigna Costa. Torna avanti la Lazio 4-3. E poi l'abbraccio con Diana Monteiro e Irene Pantano sedute in tribuna. Bravissima Petigna Costa a crederci, a vincere anche il rimpallo con Verdù. A 6:30 dal termine torna avanti la Lazio. Sarà rimessa laterale per la Lazio. È già sul punto di battuta Brenda Moreira. Conticelli, Siclari di prima ancora ad innescare il fisico di Petigna Costa e poi il destro secco di Valentina Siclari segna ancora la Lazio e 5-3. Questa volta non ha segnato Petigna Costa ma ha fornito l'assist per Siclari. Per la prima volta in questo pomeriggio si è andati sulla doppia lunghezza di vantaggio. C'è andata la Lazio. E ora con il portiere di movimento il Verona, quando mancano 6 minuti e 7 secondi, Grassi dice di andare su alle sue ragazze. Qui porta sguarnita per il Verona con Ferrari che vediamo si prende la rimessa laterale. Melissa Barbana in avanti, Siclari con il ginocchio, poi Melissa Barbana atterrata la Brenda Moreira, non c'è fallo. La rimessa, vediamo un po' di chi sarà qui. Non fanno amicizia Brenda Moreira con Melissa Barban, poi di nuovo con Putov. Si accendono gli animi da Brenda Moreira e le calciatrici della Verona, esattamente con Melissa Barban. Il direttore di gara però non estrae i cartellini, solo, anzi sì, ora sì, lo fa giustamente. Uno per Brenda Moreira, uno per Melissa Barban. 5:53 al termine, 5-3 per la Lazio. Pomeriggio mostruoso quello di Petigna Costa. C'è Natasha Barban sul punto di battuta. Gioco che ancora non riprende, con il portiere di movimento, ricordiamo, il Verona. Sbaglia il Verona. Conticelli, la parte è vuota. Conticelli! Ma che bellezza! Che bellezza! Il mancino di Sara Conticelli è 6-3. Primo gol in campionato per la numero 4 della Lazio.
ha toccato pochissimi palloni questo pomeriggio, uno di quei pochi però è terminato in porta. Meglio di così non poteva tirare. Un po' in bambola il Verona con Siclari. Conticelli che ci riprova, questa volta però sbatte addosso a Natasha Barban. Tanto è tornata tra i pali Verdù. Conticelli, Siclari con la punta in avanti per Bedigna Costa, 1 contro 1, spalla alla porta, Bedigna Costa vorrebbe girarsi, chiude poi Natasha Barban. Rimessa per la Lazio. Siclari, si butta dentro anche Conticelli, il suggerimento è per Bedigna Costa, chiude Putov. Poi Brenda Moreira prova ad uscire fuori il Verona, possesso però è sempre della Lazio con Conticelli. Stavolta Tosetto si veste da Verdù, Siclari accenna soltanto alla conclusione, finta, poi sbaglia Natasha Barban, il pallone è uscito. Conticelli, Siclari sbaglia l'indirizzo del passaggio. Natasha per Melissa Barbana, non confeziona però il possesso il Verona. Brenda Moreira rischia ma alla fine efficace nel passaggio all'indietro verso Partene. Brenda Moreira addosso alla numero 9 avversaria, ancora Brenda Moreira, non molla Melissa Barbana. E ora Moreira abbandona il campo al posto di Barca. 4:45 al termine. Siclari, Bedigna Costa, non si chiude l'1-2 ma c'è comunque Conticelli a recuperare, crossa dentro, la toccata Tosetto e allora giro da corner per la Lazio. Batterà Barca, parte fuori Conticelli, il suggerimento è per Siclari, para questa volta Verdù, poi allontana, almeno prova ad allontanare la minaccia della Verona. Barca ancora in zona laterale a battere l'auto. Conticelli, Barca, sbaglia qui la Lazio, prova ad approfittarne Natasha Barban, prova soprattutto ad andare via. Barca si prende di forza la rimessa. 4:20 al termine, Lazio 6 Verona 3. Qui Bedigna Costa ci arriva e come di testa sulla cross di Siclari, non abbassa però la mira. Qui poi di forza Bedigna Costa, strattona un po' troppo Tosetto. Secondo fallo commesso dalla Lazio, anzi il terzo. Putov che intanto indossa la maglia da portiere. Tutto ciò mi fa pensare che potrebbe riproporsi a 5 all'attacco il Verona, ma seguiamo l'azione. Conticelli di prima per Bedigna Costa, indirizza male questa volta alla conclusione. Tosetto costretta a correre all'indietro la Lazio. Siclari con il tacco, è un 2 contro 1. Siclari, un tiro cross, non si è capito cosa volesse fare qui la numero 5 della Lazio, perché c'era Bedigna Costa che correva dall'altra parte. Secondo me ha pensato alla conclusione, poi all'ultimo voleva servire al centro Bedigna Costa, gli è uscita una conclusione che è terminata abbondantemente largo. Qui Conticelli, Ruffini, Verdù con le mani in avanti dalle parti di Maretti, tiene il pallone a galla, crossa in mezzo con la mano, tocca Partene. Fuori Verdù, dentro Putov, lasciata libera dalle calciatrici della Lazio. Qui Jennif commette fallo, il quarto per la Lazio. Subito determinante l'ingresso in campo del portiere di movimento non Verdù, scusate, Putov. Dunque la punizione sarà per le veronesi. Batterà Tosetto, sistema la barriera Partene.
barriera composta da Ruffini e Brenda Moreira. Batterà Maretti, con il mancino, ha preso Barca sul petto, stava coprendo il secondo palo. Arriva il corner del Verona qui, Putov calcia fuori. Vediamo un po' se Verdù si risistema tra i pali. Sì, 3:20 al termine. Maretti prima di Ruffini, Jennif poi prima di tutte. Ancora Maretti straordinaria, mette in moto Melissa Barbanna. Brenda Moreira chiude. Fuori Verdù, dentro Putov. Ormai sarà questo il copione della Verona. Qui non si intendono le sorelle Barbanna con Natasha, che è l'ultima a toccare il pallone. 3:14 al termine. La Lazio ha ribaltato 2 volte lo svantaggio e poi ha preso il largo. Ruffini, Maretti chiude, rimessa laterale, non calcio d'angolo. Credo che sia. Sì, è rimessa laterale per la Lazio, che poi da lei alla fine cambia poco. Qui Barca libera il destro, non prende la porta. Poi né Tosetto né Brenda Moreira sono riuscite a colpire il pallone. Maretti, slalom verso la parte centrale del campo, poi ottimo il suggerimento per Natasha Barbanna, che apre il piattone, la calcia fuori. Qui si salva la Lazio. Poi Jenny fa la costruzione. Ruffini copre su Maretti, Ruffini si gira. Barbara Masaro, lo stop e la conclusione addosso a Natasha Barbanna. Altro corner per la Lazio, ne ha battuti un'infinità, soprattutto nel secondo tempo. Barca, si defila Masaro, in qualche modo il pallone giunge sui piedi della numero 7, poi un po' di confusione, alla fine il pallone che spiove dalle parti di Verdù. Tosetto, errore della 77. Ruffini con il mancino di prima non trova Barbara Masaro, poi un'altra chance alla 11. Jennif, 2 minuti e 15 al termine. Jennif 2 volte su Natasha Barbanna, il pallone non esce. Jennif usa il corpo molto bene, meno i piedi, perché non riesce a servire la numero 11 Claudia Ruffini. Rimessa Verona, che non mette più il portiere di movimento. Infatti nessuna sta indossando in panchina la maglia bianca. Mancano 2 minuti al termine per l'ultima partita del 2025 di Lazio e Audace Verona. La Lazio sta conducendo la gara per 6-3 dopo aver chiuso il primo tempo sotto 2-1. Barca, Jennif, Barca, Masaro, forte dall'altra parte, ci mette il piede Natasha Barbanna. Un altro calcio d'angolo per la Lazio. Batterà Barca, crossa in mezzo, chiude ancora la 26, ovvero Natasha Barbanna. Un'altra chance la Lazio, sempre da quella zona di campo. Barca fuori e poi Melissa Barbanna, che non riesce a scartare il regalo della sede della Lazio. Sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti. Barca, Betigna Costa strozza la conclusione, che comunque spiove dalle parti di Barbara Masaro, non riesce però a tenere il pallone in campo. Allora Maretti dall'altra parte, Jennif allunga la gamba, concede però la rimessa agli avversari. Maretti, si defila Natasha, il pallone è per Melissa, ancora Natasha Barbanna, prova ad involarsi in solitaria, vediamo un po' di che l'ultimo tocco suo. Fuori Jennif, sì, dentro Siclari. Masaro,
di tacco per Siclari, in scivolata ruba il pallone Melissa Barbanna, poi una serie di errori, alla fine Tosetto viene atterrata da Barca, non c'è fallo. La 77 si dispera, Partene con le mani, va profonda, Betigna Costa mette giù con il petto, poi allarga dalle parti di Masaro, irraggiungibile però il pallone per la numero 7. Siamo giunti all'ultimo minuto di questo anticipo nella nona giornata di Serie A femminile. La Lazio sta vincendo per 6-3. Siclari tiene bene il pallone in campo, anzi no, poi se la ride qui la numero 5 biancoceleste. Debutta questo pomeriggio per quanto riguarda l'Audace Verona Fasani con la maglia numero 20. Verdù attacca Masaro, sbaglia poi la traversone Verdù. Con calma Barca batterà la rimessa. Siclari, 40 secondi al termine. Barca, Siclari di testa, non ci arriva Maretti, anzi sì, l'ha toccata la numero 21 perché il direttore di gara indica il corner che batterà Siclari. Va ora a prendere il pallone da posizionarlo sul punto di battuta. Si defila Masaro, il pallone è per lei, conclude dentro, poi Siclari calcia fuori. Verdù con le mani va profonda da Fasani, mette giù bene, poi Melissa Barbanna calcia addirittura in zona laterale. Masaro si deve ribattere la rimessa, ha rubato qualche metro Masaro. Barca, Siclari, 20 secondi alla fine. Barca, Masaro, Siclari va profonda, Maretti di testa, poi Melissa Barbanna tiene il pallone dentro il campo, vince il rimpallo. Sì, perché alla fine il tocco dovrebbe essere di Barbara Masaro e infatti chiede scusa il signor Colombo. È calcio d'angolo per il Verona che proverà a 6 secondi dal termine quantomeno a rendere la sconfitta meno amara. Melissa Barbanna, c'è Fasani che attende il pallone dentro, il suggerimento però per Maretti che calcia alto. Potevano servire Fasani, si era liberata sul secondo palo. Mancano 3 secondi al termine, la Lazio è vicinissima al primo successo in casa di questa stagione. Suona la sirena ed è l'ultima del 2025 per Lazio e Audace Verona. Termina qui l'anticipo della nona giornata di Serie A femminile. La Lazio ha ribaltato lo svantaggio del primo tempo grazie ad un pomeriggio enorme di Betigna Costa, autrice di una splendida tripletta. La Lazio dunque vince per 6-3 contro l'Audace Verona e per almeno 24 ore sale a quota 10 punti insieme alla Cagliari. Sta per terminare anche la nostra diretta, allora buon Natale e buon anno da Matteo Bonacorsi.